Arrangiamoci, 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 arrangiamoci. 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 Vedi la mamma? Quanto è che belle Pasqua? Perché mamma? Perché a me mi piace assai! E avevo voluto una piega che padre! Papà, questo è da me, ma la sarei a casa tutto qua! Ehi, sarà qualche buffone che ha seccato la magnano! E non sembra che t'ava! E calma fatta! Ecco buffo, che tira! Ma mi dite se sarebbe quando era Cappoli! Cappoli! No, che è una frassina che arriva di tuo paese? A parole! Sta con una macchina rossa sta, ma parlano di ricci. No! Sta facendo a folle qua di una pizza. Quindi me! Bella, allora alzate, vedi? Andiamo! No, trasite, trasite. E non smatto qui! Ci sta niente fa. La sorte chi è? Non si vuole. Ma va proprio a Carmeli! Hanno buttato il paese, viene apposta a Roma. Ah, lo capisco perché si era preparata la valigia. Vincenzo, fratello Giovanni, una persona, sai così che mannaggia morta, la persona si sa. Andiamo a rispondere a Giovanni, Andateli pronte, chiamatemi questa diva e insultate gente, avete la vostra Sofia all'ore. Su che ho fame e voglio fare presto, ma non avete pietà di un attimo di fame? Carmelina camminerà sul tappeto di milioni, me la porto a Roma. E allora, su cocca, spiegati, chiudi quella bocca, puoi chiamare. Vai, fai presto. Scusate signore, ma stai chiamando la bocca? Dai, chiama. Donna Nana, ascende un momento il capo. Ma oi, c'ho bagati già tutto il paese. Insomma, una straniera in casa mia, ma bella, io non parlare, come qua. Senti bella, io sono romana, come la ricotta e il pecorino. Senti bella, io veramente sono uscito qua fuori, convinto di trovare Petrosina. Io ho trovato i pescatori. Pescatori? Ma no, pecorini bussa. Io? No, Rick, ma voi chi siete? Chi sono? Certo. Sono la Befana. Ah, Befana! Senti, vedi? Tu non hai indirizzo, non hai telefono, dove cavolo tu veniva a pescare? Ma non sono mica una pescia io! Senti, io vengo apposta da Roma per trovarti. Io per te scendo dal cielo. Ah, siete venuti con mare a E atterravo dentro l'aeroporto di tua zia. Ok, che le mamma tornare di qua. Ma perché non mi hanno mandato in una foresta tra gli Zulu? Ma perché non ci sono andati? Avanti bella, cerca di capire. Su, con la lettera è arrivata la Befana con un sacco di papine! No, milioni! Aspetta, ma non ti vuoi farmi capire che ti ha mandato Sanzala per vedere se puoi comprare questa cosa? Questo? Ce l'è starita! Oh, Madonna mia, questa è una questione di chiesa! Ma no, io non compro scavi archeologici, io vivo a Roma, dove ne siamo pieni. Mia amore, cosa volete? Io cosa voglio? Voglio il frutto del ventre tuo. Voglio tua figlia. Ah, vuoi la Carmelina? Capisci? Certo, sì. Sai tua figlia cosa farà? No, cosa farà? La prostituta.
vita. Ma che mamma mi sta andando, zio? Non sapete che la Cinebus ha indetto un concorso nazionale per trovare la protagonista per fare un film La prostituta? Avanti, bella, ma quando è che brilli di gioia? Ma sei capace o no di intendere o di volere? Senti, bella, veramente. Dovresti parlare un pochettino, un poco più piano, sai perché? Devi fare le buone tire, no, io capisco la preghiera. Io porto un contratto a tua figlia con Paul Del Ries. Oh, andiamo. Ma lui puoi farmi capire che parla Ris vuole fare un contratto a me? Questo è pronto. Balla fisso. Il protagonista maschile è Marco Branco. Torna in scena per la prima volta dopo l'ultimo tango a Parigi. Oh, Madonna mia, come ha fatto Valleri a conoscere la mia figlia? Ma no, Mi sfugge, no? Forse avrà visto già che dietro. ha visto quella faccia, quel po' di occhioni e ha gridato. Eureka, ho trovato. È giusto. Ma dici una cosa, su Cristiano Carista, la faccio, vuoi visto il popolo? Ma che ti frega? La Cinebus vuole l'esclusività per 4 anni, per fare 5 film. Avanti, devo scolarmi ancora. Senti, o sei molto ricca o sei molto scema. Posso parlare ora? Breve e concisa. Chiarisco subito, io sono molto schifosa. Chiariscimi l'idea. Chiarisco subito. Io sono molto schifosa del cinematografo. Io ho portato una sola volta a mia figlia a Roma. E se era ancora il tempo dell'estate, ma bruciavano in coppa di fuocarazzo e sangue. Io avevano ragione, signora. Io non sono come quelli che si mettono un orinale in testa e dicono, lo sapete? Questo è un cappello. Mi dispiace, cara signora, ma io con il cinematografo ho chiuso. Senti, quando faccio molta attenzione non capisco mai bene. Ma insomma, tu ti vorresti rifiutare. L'hai capito? Ma ti rendi conto fare un film con Marlo Branco? L'Italia, l'Europa, l'America! Da quando in qua la gente del sud non sogna l'America? Te lo giuro, tua figlia diventerà milionaria. E adesso mostrami una pezza. Ah, ma dispiace, ma a capitolo non ce ne sta. Ma no, una cantina, una caverna, una mangiatoia. Ah, ho capito, ma allora tu vuoi strafogare? Papà, sta Tonino sordo in piazza la piazza. Il là è proprio buono per te, perché io sei subito. Togli però. Tu non sai più che cosa. Ti do tempo. Primo, Sì. secondo e terzo piano. Cioè, Quando ritorno, o hai cambiato idea o io cambio mestiere. arrivederci. E ricorda, un orinale in testa, se è tutto d'oro, con il manico di brillanti può diventare la corona di una regina. Niente, mamma, è una signora che sta facendo la reclama degli orinali. Ma non a fare niente. Oggi giorno finiamo in tutti i mestieri. No, mamma, ma come devi? Ma non lo cambiare. Papà, mamma mia, si sta rivoluzionando tutto il paese.